Questo nemico così subdolo e così vigliacco che combatte soprattutto le persone che sono più deboli. Il coronavirus definito dal decano dei direttori sanitari, sicuramente della Marca e del Veneto, perché il dottor Bordin ha superato la soglia dei 91 anni, ma continua il suo impegno all'interno della casa di riposo Luigi Augusta di Ormelle. Una battaglia che continua a combattere in prima linea perché dall'inizio del contagio il direttore non è più tornato a casa. Voglio precisare che noi il 24 di febbraio abbiamo chiuso le porte e dal 24 di febbraio fino ad ora siamo rimasti chiusi. Noi abbiamo avuto incontri ed scontri con il coronavirus e siamo in un'attività di protezione e di prevenzione di tipo preciso e costante. Un bene preziosissimo il dottor Bordin, sottolineano dalla dirigenza della casa di riposo, perché coniuga conoscenza ed esperienza, ma anche forte dei suoi 91 anni, la consapevolezza dei bisogni della terza età. Ci siamo sempre preoccupati della salute e delle malattie di queste persone, adesso ci preoccupiamo anche dello stato affettivo, dello stato relazionale, che è una cosa fondamentale ed importante. Motivo per il quale l'impegno del direttore sanitario nel stabilire regole e comportamenti è stato pressoché immediato, portando la casa di riposo ad essere una tra le prime a riattivare, seppur con qualche limite, le visite ai familiari. Abbiamo organizzato distanziandole uno dall'altro, separandole e proteggendole con il plexiglass, unica porta d'ingresso e un'altra diversa porta di uscita. All'ingresso il familiare deve presentarsi con la mascherina e con i guanti, ci sono i mezzi di disinfezione, di igienizzazione, devono presentare l'autocertificazione nella quale dichiarano che non hanno avuto contatti, che non hanno avuto nessuna patologia che ha a che vedere con il coronavirus. Tutto questo sotto lo sguardo vigile ma discreto del dottor Bordin, quello più presente del personale sanitario, mentre ospiti e familiari finalmente tornano a parlarsi dal vivo. È bellissimo, è bellissimo.